Se diciamo invece mi piace di cuore, parliamo di Ascotrade, di questo progetto per le società paralimpiche per aiutare le persone disabili a fare sport in collaborazione con CONI e CIP, il servizio. Lo sport paralimpico piace di cuore ad Ascotrade, l'azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica che per il quarto anno consecutivo sostiene il progetto Mi piace di cuore. Mi piace di cuore è un'iniziativa sociale promossa da Ascotrade in collaborazione con CONI e Comitato Italiano Paralimpico Veneto, che consiste in un contest online che premia i migliori progetti sportivi presentati dalle società paralimpiche del Veneto. Il concorso è strutturato come tutti gli anni con un contest che verrà realizzato via Facebook, quindi tutti avranno la possibilità di votare i 26 progetti e alla fine ci sarà poi una commissione formata da rappresentanti del CONI e del CIP che assieme ai voti dati dal popolo del web formeranno il risultato finale per premiare i 4 progetti che saranno meritevoli del finanziamento di Ascotrade. Le 4 società vincitrici del concorso potranno così accedere al contributo di Ascotrade di 5.000 euro ciascuna, risorse con cui potranno realizzare progetti legati all'acquisto di materiali o all'abbattimento di barriere architettoniche per consentire agli atleti disabili di praticare sport. Le spese per il settore paralimpico sono particolarmente alte perché gli atleti paralimpici hanno dei problemi di movimento e quindi le trasferte sono più costose, c'è un problema di attrezzature specifiche che sono anche quelle costose, di tecnici particolari e altro, e quindi è fondamentale questo tipo di intervento. Attraverso Mi piace di cuore negli ultimi 3 anni Ascotrade ha investito complessivamente 60.000 euro per il finanziamento di progetti di 8 società sportive regionali e per sostenere le spese di 4 atleti veneti volati la scorsa estate alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Al di là del contributo è importante sentire la vicinanza da parte delle aziende. È vero che negli ultimi anni il movimento paralimpico è cresciuto molto perché i media, le televisioni abbiamo visto con Rio ma anche con Londra che abbiamo preso visibilità, ma continuare a divulgare questo messaggio del movimento paralimpico credo sia molto importante. Chiamata a raccogliere da Bebe Vio l'eredità di testimonial del concorso è la 16enne Asia Pellizzari, promessa dell'Arcieri di Conegliano, società che nel 2014, proprio attraverso Mi piace di cuore, riuscì a finanziare la costruzione di una pedana per consentire alla giovanissima triattrice di allenarsi in sicurezza e raccogliere in autonomia le frecce del bersaglio. Ma Asia non sarà l'unico volto di questa iniziativa che premia campioni dello sport e della vita. Sono molto contenta di essere testimone di questa bellissima esperienza e io non sono molto brava con le parole, ma ci vedrò tutto il mio impegno, ma sono più brava con le frecce, insomma. Asia Pellizzari inizia con noi un nuovo percorso, noi ci auguriamo di portarla a Tokyo fra 4 anni e poi abbiamo anche Sami Basso, un ragazzo vicentino che soffre di progeria. Lui ha una fondazione, sono 2 nel mondo le fondazioni, una porta proprio il nome di Sammy e noi aiuteremo in questi anni, nei prossimi anni, Sammy nella ricerca.